Una notizia scottante ha appena colpito il retroscena calcistico. Il futuro di Victor Osimhen è di nuovo sul tavolo e il Napoli ha ricevuto un'offerta astronomica. Prima di entrare nei dettagli di questo affare roboante, non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere nessuna notizia di calciomercato. E ora passiamo agli affari. Secondo quanto riportato da cronache di Napoli, l'Al-Ahly dell'Arabia Saudita è tornato in gioco e ha presentato un'offerta di 80 milioni di euro per l'attaccante nigeriano. Ricordiamo che Osimhen è attualmente in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione, ma il suo futuro è già tracciato lontano da Napoli. Il club partenopeo, che ha stipulato una clausola di 75 milioni di euro per i club stranieri, vede in questa proposta una grande opportunità per chiudere un affare vantaggioso. Tuttavia, il giocatore non è convinto di trasferirsi nella Saudi Pro League, poiché il suo obiettivo è quello di continuare a giocare in uno dei grandi campionati europei. Nel frattempo, anche la Juventus sta monitorando la situazione di Osimhen. Il problema? Per i club italiani la clausola rescissoria non è valida, il che significa che qualsiasi trattativa con la vecchia signora dovrà passare direttamente attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe fissare un prezzo ancora più alto per i rivali della Serie A. Con l'imminente cessione di Osimhen, il Napoli avrà un ampio budget da investire in rinforzi nel mercato estivo. La domanda ora è: accetterà l'offerta milionaria dell'Al-Ahly o resterà nel calcio europeo? E voi, tifosi? Cosa pensate che dovrebbe fare Osimhen? Il Napoli dovrebbe vendere all'Arabia Saudita o aspettare offerte dall'Europa? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.